I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi siamo in compagnia di... Taylor di The Face Game on Demand. Ok Oggi ragazzi, no, ho chiesto io a Kai, devi farmi, visto che lui fa le base review, fammi una base review del mio villaggio, così siamo a posto. Aspetta che adesso imposto il villaggio, non quello da farm, ma quello da trofei, così mi faccio dare qualche consiglio dal buon caro amico Kai. Ok, sono dentro il villaggio di Taylor. Allora Taylor, mi spieghi perché ti sei tenuto i muri al 5 in alto proprio in Allora, alto, fermi tutti. Allora, perché intanto la base review inizia subito dal fatto che c'è un muro al 5. Ti spiego, Kai. Perché l'avevo nascosto dietro a un arciere per, diciamo, fare un easter egg del villaggio. Però poi effettivamente ho dovuto cambiare la disposizione per fare un po' di trofei quando sono andato in Lega Campione. E quindi sono venuti fuori tutte le cose del muro al 5. Comunque sì, devo potenziarli, lo so. Ma secondo te, adesso Kai, tanti mi dicono di fare il muro all'8. Però secondo te è più importante potenziarsi le difese, quindi qua le Tesla, tutto quanto, o farsi prima le mura? Le difese purtroppo. Le mura hai tempo. Perché con Ok, quindi due è meglio spaccamuro, due spaccamuro, una furia ti spaccano tutti i muri che ci sono, anche all'11. Allora tanto vale farsi le difese, no? Sì, meglio le difese. Dopo, vabbè, ecco, se ti ci cacciano una parkour, sei fottuto, ti entrano subito. Lo so, però tipo cioè tipo, tu come prima difesa cosa potenzieresti qua? Gli archi X, le te, quali? Le inferno, mettitele tutte e due insieme e quando ce l'hai al 2, mettile subito al 3 e dopo fai anche gli arco X. Sono le prime difese che io ho fatto quando avevo Town Hall livello 10. Quindi tu mi consigli di fare le inferno per prima, no? Sì. Sono veramente E mi conviene potentissime. tenerle, danno singolo, multiplo, metà, come? Allora, se sei in farming, mettile tutte multiple. Perché ti attaccheranno con giganti, barbari, c'è di qualche maghetto ogni tanto. Mai golem, quasi mai in farming. Ok, allora ho messo multiplo adesso. Perfetto. Entrambi multiplo, perfetto. E dopo per il resto cosa mi consigli qua di cambiare? Guarda, la difesa è buona, però questa difesa che hai ora è per coppe e se sei in farming metti Town Hall out. Sì, Per sì, boh, resto, ok. sì, per il resto fatti gli scheletrini, sono veramente straodiosi anche in Clan War. Quindi potenziarmi le trappoline degli scheletrini come seconda cosa, Sì. perfetto. E dopo Perché avete ce li ho al in 2 mente, adesso io. sì, avete in mente tipo i pack quando fanno attack con la spada 1, 2, 3, Sì, vanno sono stralenti. lenti. Esatto, si rompono E le se il palle gli giocatore, scheletrini. esatto, e se il giocatore non gli viene in mente di metterci la veleno, il pack rimane là, tac, come se fosse un segaiolo. Sì, si fa da pacchettare da tutti gli scheletrini. Sì, effettivamente. Esatto. Sì, perché tipo anche le Tesla, tipo vedi ce le ho basse ancora, ce l'ho al 5, dovrei potenziare perché quando mi attaccano con i pack sono Sì. utilissimi le Tesla, cazzo, effettivamente. Sì. E dopo sì, ecco, i mortai, secondo te, devo potenziarli Sì. o lascio il 7? Fateli mortai anche soprattutto in farming. Le difese, quelle che fanno raggio d'azione, sono importantissime con lo stregone e i mortai, perché i mortai tipo con un colpo distruggono gli arcieri, i barbari e i goblin e alla fine praticamente ti salvi le risorse con le difese da raggio d'azione. Allora, in questo caso, visto che sono in farming, potenzio prima le difese a zona, poi quando invece vado in trofei è meglio potenziare l'inferno e gli archi X. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale sono le inferno, arco X. Dopo metti le cose là, mortai sono molto importanti, e le difese aeree, perché se ti attaccano con mastino e le mongolfiere sei fottuto veramente. 3 stelle quasi Sì. assicurate, anche con volano. Boh, ma adesso ce l'ho al 7, dai, non sono proprio... Non è che è Sì, anche quello un livello. sei... A parte sono una, messe ecco, bene. una difesa ce l'ho al 6 effettivamente. Boh, adesso ho Esatto. 5 milioni di oro, quindi aspetto di avere, visto che adesso c'è il One Zen Boost, aspetto di avere 6 milioni e mezzo e mi potenzio le Torri Inferno al 2, dai. Prima cosa che Sì, faccio. va benissimo. Infatti gli eroi, senza gli eroi non scali. Sì, lo so, senza gli eroi lo so, devo farli. Infatti se vedi che sto costruendo sto potenziando la regina al 13 Bravo, adesso, bravo. 5 giorni. Dopo ce ne vorranno una settimana per tutti i livelli. Per tutti, ma una settimana Sì. a livello devo fare? Sì, una settimana a livello. Per Non livello, sono neanche tanti. Sì, anche a 40 una settimana. Boh, adesso ragazzi voglio fare io la base review a Kai visto che nessuno gliela fa.
Allora, aspetta. Ok, entra nel mio villo. Pensate ragazzi che ho vinto persino una difesa poco fa, un'ora e 15 minuti fa, perciò questa difesa funziona alla grande. Hai vinto contro che tipo di truppe, scusa, che tipo di attacco? Una Gwippy. Beh, Aveva sì, io però- raga 40. allora, Dai, vediamo un entra po' nel cosa mio posso dire del tuo villaggio. Beh, intanto posso notare subito che hai la regina solo al 39, Kai, devi fartela al 40. Maledizione. E anche il Mi re, manca quel il re- livello lì. il re al 35, come fai ad avere il re al 35? Cazzo, ci sono ancora 5 livelli, porca troia. Lo so. Allora, Appena vado in farming me li faccio al 40. no, sai cosa mi piace del tuo villaggio? Che effettivamente lui ti ha attaccato con Gowi Pekka, però il Gowi Pekka, anche se tu metti l'assalto nel muro centrale, comunque tenderà a fare il giro, no? Il Pekka, giusto? Non ti è entrato dentro? Allora, quando mi entrano dentro i P.E.K.K.A, se i scheletrini fanno il loro lavoro non mi distruggono il town hall, ma se invece ci caccia quella cavolo di veleno, io sono veramente fottuto. Ma tu Però, hai tutte, allora, tutte le trappole maxate, oh, tutte le trappole Sì, maxate. sono tutto Tutto tranne gli eroi maxato. muri. No, ma a parte gli eroi è tutto maxato, anche gli arcieri è tutti al 13, tutto maxato, guardalo. Sì. Tutto. Sono tutto. sicuro che ci sarà qualcuno nel pubblico che mi darà del gemmone. Ragazzi, guardate il mio profilo e guardate quanto ho rubato. 2 miliardi di risorse e 4 milioni di Elysian nero. 2 miliardi di risorse ha rubato, cioè non so se è un numero miliardi. che non riesco neanche a concepire, tipo. Io sono arrivato da poco a 1 miliardo di oro, che ho sbloccato le gemme, ma No, da poco. aspetta. Sono 100.000 quelle mi sembrano. Io, sai la missione cercatore d'oro? Io Oh, no, l'ho scusa, fatta 100 10 milioni, 100 milioni, Sì. non 1 miliardo. Io l'ho Giusto, fatto giusto, 10 giusto. volte quella missione. Porca fatto 10 puttana, l'ho volte. appena fatta una volta sola. Cioè lui l'ha fatta 10 volte, è arrivato a 1 miliardo, io sono a 100 milioni. Vabbè, e questo è il... tipo, vedi che tu hai messo una torre inferno singola e una multipla, proprio perché ti attaccano con i P.E.K.K.A, giusto? O comunque troppe pesanti, sì. tipo il golem. Ma Uh, nel caso... Io lo metto io la metto singolo contro gli eroi, perché gli eroi a 40 l'unico modo per distruggere sono sì. o fanno il giro, che sono coglioni, o la inferno singola. Sì, perché effettivamente poi con la torre inferno danno multiplo non gli fai un cazzo agli eroi, neanche i golem al Esatto. 5. Però tipo se Praticamente- loro in teoria quelli che ti attaccano hanno la gelo al massimo, giusto? Sì, c'hanno tutte le truppe al massimo, gli eroi al massimo. Io con All Mafius sono uno dei pochi giocatori nella classifica che non ha gli eroi a 40. Scusa, tu hai il muro al 10, cazzo. Quanto ti è costato sono questo 10. muro al 10, scusa? Dai, indovina. Tutto o un blocco solo? Un blocco solo. Un blocco solo costerà 3 milioni d'oro? Esatto, 3 milioni a 3 pezzettino. milioni d'oro, un blocco, cioè tu hai praticamente fatto quasi tutto il muro all'11. No, boh, più No, di metà 10. villaggio all'11 hai, più di metà Sì, villaggio. 10. E anche il muro interno, ovviamente. Ma tipo con gli Sì, sì, spaccamuro al 6, quanti spaccamuro servono per buttarti giù il muro? Al 10? Sì, 3 senza furia. vabbè, comunque ne sono Due- abbastanza. Sì. 2 con furia spaccano anche i muri all'11 purtroppo. 2 spaccamuro o 3, vabbè. Quindi ragazzi, io direi che nel villaggio di Kai c'è ben poco da dire perché è tutto insulso. Anche se tu hai messo... Ho visto che tu hai messo tutte le trappole da un lato solo, dall'altro ne hai messe poche. Cioè tipo Allora, nella ti parte spiego. Perché? Ti spiego, ho visto proprio su un sito che i giocatori per il 95% usano la mano destra e sono molto, diciamo, hanno tanta voglia di usare la mano destra perché sono più bravi e di solito attaccano da destra. Naturalmente Ma poi non ci ci sono quelli credo. che... Poi ci Cioè, sono tu anche lo quelli fai che per- attaccano da... Sì, per una statistica, una cosa percentuale. E questo funziona, è vero? Sì, diciamo che funziona, mi attaccano molto spesso da destra, però ci sono quei giocatori bravi che anche se vanno sopra le bombe giganti ci passano come se fosse una buccia di banana e vanno dritti verso il temple e mi aprono. Aspetta, è tipo, posso farti una domanda, l'ultima domanda, tipo perché Sì, hai messo le trappole a scatto, quelle che sono a destra vicino alla torre dell'arciere? Sì, allora ti spiego che All'esterno, perché lì? i villaggi quadrati, allora c'è proprio una prassi per attaccare i villaggi quadrati. Ti spiego, prima ai lati in basso proprio al centro, spacchi in basso e dopo in alto a destra spacchi. E in questi due punti metti il golem e dietro metti subito i maghi, in modo tale da distruggere tutte le difese laterali
e poi ci cacci i golem in mezzo in modo tale che i golem distruggono le difese centrali e ci metti la parkour salto e entri diretto per prendere i town hall. Se no, se non distruggi le difese laterali, i golem tendono molto a girare, soprattutto gli eroi. Sì, e quindi tu praticamente cosa hai fatto? Hai messo le scatto così gli spaccamuro cioè non rompono il muro sostanzialmente, per quello. Ti difendi dallo Esatto. spaccamuro? Ok, perfetto. Se Sì, effettivamente quando lo spaccamuro finisce sulla trappola a scatto vado fuori di testa e mi fa incazzare tantissimo. via. Cioè, perché poi ovviamente i golem si mettono a fare il giro, no? Vabbè ragazzi, io ho fatto la mia base review a Kai, quindi chi la fa la base review a Kai se non io, ragazzi? Cioè, è il campione di Crash. Quindi grazie anche a Kai dei consigli che mi hai dato, perché effettivamente io devo assolutamente potenziarmi le difese, però appunto ero indeciso se maxarmi prima le torri inferno o tipo le Tesla e i cannoni. Quindi adesso farò le Tesla. Ok. L'inferno. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e come al solito lasciate un like, un commento e andate a stalkerare anche Taylor nel suo canale che fa dei bellissimi big fail. Grazie Kai, grazie. Ciao a tutti. Sai ragazzi, che ti ciao. amo. Ciao ragazzi.